Referendum per l'autonomia del Veneto. Il piatto è una ricetta tradizionale, tipica, come il baccalà e i bigoli in salsa. Un piatto politico che finora era stato cucinato solo dalla Lega Nord e dai movimenti autonomisti, ma che adesso, per la prima volta, viene presentato sul menù del Movimento 5 Stelle, dove le stelle non sono mica Michelin, però lo chef ha le idee chiare. Oggi siamo qui a dire che faremo il referendum per l'autonomia in Veneto. È un referendum costituzionale e con effetti immediati per il territorio. Il referendum per l'autonomia del Veneto viene proposto riveduto alla maniera della nouvelle cuisine grillina. Il cuoco Jacopo Berti, infatti, ci mette un ingrediente che in Italia sa di esotico: il taglio dei vitalizi ai consiglieri regionali. Un sistema che permetterebbe di recuperare 13 milioni di euro per finanziare la consultazione popolare, per la prima volta digitale, e che potrebbe avvenire nell'aprile del 2016. Costerà 0 euro ai veneti, non costerà nulla perché i soldi li prenderemo dai vitalizi. Via i privilegi alla politica. In realtà per il Movimento 5 Stelle il referendum per l'autonomia è una ricetta già cucinata in Lombardia assieme alla Lega Nord. Adesso si replica in Veneto, dove una maggiore autonomia permetterebbe di trattenere circa 5 miliardi di euro. Vuol dire che i soldi dei veneti andranno ai veneti. Noi saremo padroni di decidere dove e come spendere i nostri soldi.